Stasera siamo qui in una modalità, penso, inusuale, nel senso che vuole essere un incontro di formazione, ma con una modalità, diciamo, conviviale, perché l'obiettivo che ci poniamo è quello non solo di ascoltare uno o più relatori, ma di così provare a scambiare le nostre esperienze. Elisir, per il partner e capofila Camera di Commercio di Treviso, per i saluti e per due parole E pertanto mi sembra proprio azzeccata questo tipo di attività, perché posso immergermi da solo senza aspettare magari qualcuno che mi viene a predicare. Praticamente 5 anni fa, per lasciare un'attività ai miei figli, ho cambiato attività completamente. Siccome rivolgevo motori elettrici, sappiamo che i motori elettrici arrivano dalla Cina a prezzi che non si comprate più, abbiamo iniziato ad andare verso altre prove, verso altre ricerche. Siamo andati verso la rottamazione per recuperare rame, ghisa, ferro e altri tipi di prodotti, no? E è stato un periodo andava anche bene, 7-8 anni fa. Poi venendo avanti, prima dell'entrata dell'euro, il rame è andato a 1200 lire, un crollo, no? Allora noi avevamo acquistato un grosso forno per questo lavoro qua, però nel frattempo sono iniziati tutti i piccoli lavori nuovi, che prova uno, prova l'altro, prova quest'altro. Eravamo sul capannone di nostra proprietà di 400 metri, 300 metri, praticamente ci siamo trovati un'altra attività senza volerlo, che oggi abbiamo occupato 6.000. La differenza che c'è tra divisione ereditaria ed eredità testamentaria. Centriamo un attimo nel dettaglio. Problemi tributari, ho detto, è stata reintrodotta l'imposta di successione, che è un'imposta abbastanza complessa. Voi sapete, ne avete sentito parlare durante la campagna elettorale nel 2006, è un'imposta che è sempre stata passiva. Lo Stato ci rimette da questa imposta, perché incassa di meno di quello che spende per riuscire a incassare quello che incassa. È stata reintrodotta per motivi più che altro ideologici e politici, perché c'era una certa fascia della base dell'attuale maggioranza che richiedeva la reintroduzione di questa imposta per un discorso di equità sociale.